Ok, buonasera a tutti, mi chiamo Ismail, sono candidato con i compagni nella lista Solidarietà Ambiente e Lavoro del partito della Fondazione Comunista con i comunisti italiani e altri membri di associazioni. Sono candidato per, diciamo così, per un'alternativa in queste politiche che la regione del Veneto ha vissuto da 20 anni da questa parte, tra centrodestra e Lega, Forza Italia e Lega. Io mi candido perché adesso ho una famiglia, ho una bambina e mi interessa il futuro di questo paese. Quindi mi candido per dire due cose. Ci serve una sanità diffusa, ci serve una sanità di quartiere, ci serve una sanità gratuita per tutti. Secondo me la lotta al corona, a questa pandemia, è andata abbastanza bene in questa zona, non grazie alla Lega, ma malgrado la Lega, perché le politiche che aveva in testa di privatizzare sanità pubblica, come se è normale che si fanno soldi sulla sanità, sulla salute delle persone. Mi preoccupa il trasporto pubblico, ci sono adesso in corso tagli delle corse, autobus pieni presto la mattina da lavoratori che vanno a lavorare. Mi preoccupa il futuro della scuola. Stiamo discutendo se banche a rotelle o no, allora che servono insegnanti, servono spazi, servono bidelli, servizi, protezione dei bambini. Quindi io non vedo di buon occhio quello che sta facendo e la Lega e PD ad esempio, perché in sostanza propongono le stesse politiche liberalisti, come se non ci fosse una pandemia, è come se tornare indietro e riprendere dove è stato fermo fosse normale, allora che ci serve un'altra visione del futuro, ci servono altre prospettive basate appunto su solidarietà tra le persone, non concorrenza tra lavoratori, tra quello che ce l'ha e quello che non ce l'ha, tra il nero e il bianco, tra l'uomo e la donna, tra l'anziano e il giovane, perché questo stanno facendo e stavano facendo. Quindi, per poter fare politiche veramente utili alle classi più deboli, ai nostri, come li chiamo io, lavoratori e persone deboli, poveri, vi chiedo di votare la lista Solidarietà Ambiente e Lavoro come compagno, benvenuto come presidente. Vi ringrazio.